Silvia, siamo qui con te insieme al tuo visone Kida. Che animali sono i visoni e come mai ti occupi di loro? I visoni sono animali che da più di 100 anni, più o meno, vengono allevati per la loro pelliccia. Originariamente sono nordamericani e quindi loro vivono nei territori del Nord America, vicino ai fiumi, infatti pescano, è molto bello. E da 100 anni sono stati importati per la loro pelliccia e quindi quasi tutti i visoni, anzi tutti i visoni che si trovano qui in Italia hanno la genetica degli allevamenti. Sono animali solitari, molto particolari perché non sono mai stati riprodotti per essere addomesticati, quindi si tende ad avere degli animali che non hanno più nulla del selvatico a causa della genetica, ma nemmeno qualcosa del domestico perché non c'è mai stato fatto un lavoro dietro caratteriale e quindi possono avere molte sfumature, quindi possono essere molto aggressivi o anche molto docili, più pazienti, meno pazienti, sono molto imprevedibili. Si possono dividere appunto con i visoni degli allevamenti e quelli in natura. Allora, quelli degli allevamenti ovviamente sono stati selezionati per essere più grandi, con una genetica purtroppo non buona, perché comunque con tutte le selezioni che sono state fatte sono portati ad avere una genetica molto debole, avere molte malattie, ad ammalarsi spesso e avere gli organi che comunque arrivano a un certo punto a collassare e arrivano ad avere una dimensione davvero molto grande. Alcuni maschi arrivano a 4,5 kg, 5 e alcuni negli allevamenti per tutta l'alimentazione molto pesante, molto comunque pompata per la pelliccia arrivano a pesare anche 6, 7, 8 kg. Mentre quelli in natura i maschi arrivano a 1,2 kg, 900 grammi, le femmine arrivano sui 500, 600 e quindi sì, è un po' questo il lato triste, no? E proprio perché si parla di animali che sono stati portati in Italia per la questione delle pellicce, ora che la questione è chiusa, non si possono più tenere i visoni per fare pellicce, si tratta di dover gestire un problema che riguarda la loro presenza sul territorio, non sono autoctoni, quindi non si possono tenere in libertà, non si possono liberare, però è difficile tenerli a casa. Sì, esatto, proprio perché sono animali comunque molto complessi e proprio perché non sono animali autoctoni non è possibile liberarli, non è nemmeno possibile reintrodurli in natura proprio per la genetica, perché anche le colorazioni è tutto completamente diverso dal visone selvatico. E non è facile tenerli a casa proprio perché essendo animali imprevedibili e non domestici non riescono ad adattarsi alla vita in casa, non riescono comunque o meglio, si adattano, però devi trasformare la tua casa in base alle esigenze del visone, quindi puoi avere un animale che non è che chiami e arriva come magari un cagnolino e quindi è un animale imprevedibile che comunque salta, si arrampica, ti può scappare dalle finestre e la maggior parte delle volte non convive con altri animali. Sì, io mi sono avvicinata così un po' per caso e la mia prima esperienza non è stata una delle migliori, nel senso che mi sono trovata ad avere veramente un visone ingestibile alla quale non riuscivo a dare da mangiare, perché comunque ogni volta che aprivo la voliera lei mi attaccava e ci sono visoni così. Però sono contenta di aver avuto questa esperienza non propriamente positiva perché ho capito come sono i visoni e quindi poi a provare a gestirli bene. Anche a Valdobbiadene si conosce molto bene il tema visoni in tutto il territorio, dato che c'è stato per un lungo periodo un allevamento di visoni, adesso ha chiuso. Sì, a Valdobbiadene c'era un allevamento che ha chiuso e moltissimi visoni sono stati liberati nel nostro territorio, ovviamente causando moltissimi danni perché non essendo un animale autoctono ha comunque distrutto la fauna, ha comunque predato e i visoni sono grandissimi predatori, sono predatori, quindi è molto rischioso per l'ecosistema perché comunque fa moltissimi danni. Proprio anche perché sono stati liberati, ma in diversi appunto luoghi purtroppo sono stati liberati dei visoni in natura, è anche questo che ha portato a far sì che il visone non sia visto bene, perché comunque ha fatto moltissimi danni, perché tutti gli animali non autoctoni fanno danni se liberati in natura, però
c'è sempre da ricordare che non è colpa del visone, perché dietro a tutto questo purtroppo c'è stata la negligenza dell'uomo.